Chiudete gli occhi e immaginate le corsie di un reparto pediatrico d'ospedale trasformato in pista da motocross. Cosa può accadere è difficile da spiegare a parole. Ad Alvaro Dal Farra, pluricampione bellunese di freestyle, che della mototerapia con il collega Vanni Oddera è stato ispiratore e promotore, luccicano gli occhi. La cosa che a me colpisce molto e che piace molto è proprio che vedo questi bambini che riprendono colore, le loro facce, i loro corpi esausti dalle cure mediche che stanno subendo. La nostra moto, la nostra energia li rifà rivivere, li fa ritornare umani, li fa ritornare bambini. Venerdì la mototerapia, oramai da una decina d'anni presente nelle piazze e nei presidi oncologici pediatrici di tutta Italia, arriverà a Conegliano con un doppio appuntamento, il primo nel nosocomio cittadino, il secondo nella casa di cura La Nostra Famiglia, dove ad attendere Alvaro e i piloti del team da boot ci saranno 150 bambini. Gli effetti benefici sono sotto gli occhi dei medici e delle famiglie che richiedono di poter donare ai loro piccoli qualche ora di serenità a costo zero. La mototerapia ormai da 10 anni ha ormai spaziato ovunque, perché oltre che in tutta Italia siamo arrivati a Sud America, Centro America, Russia, tutta l'Europa. I volti sorridenti dei piccoli pazienti ripagano gli sforzi e l'impegno di un team che è il secondo più importante al mondo. Piloti abituati a saltare fino al cielo e che il cielo fanno toccare con un dito, con un cuore immenso così, entusiasmo e gioia di vivere.